Città col fiato sospeso in vista del verdetto per Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'audizione delle 10 città finaliste è stata fissata per il 27 e 28 marzo prossimi e la delegazione di Agrigento sarà la prima ad essere ascoltata dalla commissione del Ministero della Cultura presieduta da Davide Maria Desario. Il sindaco Franco Micichè, che abbiamo intervistato, il progettista Roberto Albergoni, il presidente del consorzio ECUA insieme ad altri componenti illustreranno i dettagli del dossier che potrà essere seguito su un canale YouTube. Ci crede e abbiamo raccolto il suo sostegno oggi mentre ha presenziato ai 25 anni della Tecnologica Service l'assessore regionale al turismo Scarpinato. Vediamo. Parliamo anche del vostro lavoro, l'impegno nei beni culturali. Agrigento in questi giorni sarà o meno, è in ogni caso tra le prime 10 finaliste di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Insomma, lei ha fatto anche un auspicio affinché l'unica città siciliana possa chissà arrivare a questo traguardo. Io ho evidenziato ovviamente quelle che sono le peculiarità e la magia che sprigiona Agrigento. Per noi è motivo d'orgoglio che Agrigento sia nelle finaliste. Ho cercato di dare il mio massimo impegno proprio nell'evidenziare l'importanza di Agrigento come capitale della cultura. Parliamo anche del suo lavoro impegnativo di assessore ai beni culturali, quali le novità affinché i nostri beni culturali vengano valorizzati sempre nel tempo e fare da attrazione ai flussi turistici nazionali e internazionali. Sappiamo bene quella che è la mission dei beni culturali, ovvero la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei siti e dei beni. Un mio obiettivo è quello di lavorare veramente senza soluzione di continuità nel cercare di non perdere un treno, quello del PNRR, per cercare di digitalizzare e informatizzare i beni culturali. Sappiamo che sono la prima risorsa per la Sicilia, non possiamo perdere questo treno e lavoreremo alla nostra maniera per tagliare questo grosso traguardo. Sindaco, a grandi passi verso l'appuntamento Agrigento Capitale della Cultura, lunedì il grande giorno. Come vi state preparando? Sì, lunedì è il grande giorno, saremo auditi a Roma in commissione, dalla Commissione della Cultura e portiamo avanti il nostro dossier, una preparazione forte, uno studio sulla cultura, sulle origini di Agrigento, ma anche su un futuro basato proprio sulla stessa cultura, ma anche abbiamo incluso il tema dell'accoglienza, accoglienza intesa come scambi culturali. Cosa vi attendete? Io naturalmente come primo cittadino mi attendo la vittoria, però non è mai detta l'ultima parola, noi ce la stiamo facendo tutte, ci siamo impegnati, Agrigento merita e comunque già posso dire che essere tra le prime 10 città italiane essere selezionate per me già è una grande vittoria. La città come aspetta questo momento? Io penso che aspetterà con ansia, con contentezza e anche con emozione una nomina dello genere. Capite bene che possono cambiare le sorti culturali, economiche e turistiche della nostra città. Agrigento se lo merita. Questo è un investimento per il futuro di questa città? Sì, è un investimento per il futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la città stessa. Agrigento è una città eterna.